Questi che stanno tifando per il rigore, poi aggiungiamoci questa cosa qua, no? Ma che ci vuole a dare questo rigore? Ci vogliono 8 secondi. Date il rigore e chiudiamo la pratica, perché non è possibile che il Napoli passa Cazzo, siamo in bianco. Madonna mia, l'ansia. L'ansia, va bene? Vi piace la nuova grafica? Questa è la grafica speciale. Facciamo l'anteprima come fanno le squadre con le nuove maglie. Molta gente dirà, gli haters diranno questo è Photoshop. No, guardate, è veramente la televisione che si mantiene qua sopra. Voi iscrivetevi. Madonna santissima! Palo! Ed vabbè. Bravo Demme. Eccolo! Cazzo! Guarda Mertens come recupera. Bravissimo! Cammazza! Bravi. Ok, con calma. Spegni l'ansia. E pazzo Mario Rui! Bravo Mario Rui, genialata! Mamma mia, il fazzolettissimo di sfaccimissima. Maronna mi l'ha messa a terra. E che sfaccima, dai. Maronna mia. Cioè, il Barcellona che ci segna sul calcio piazzato è uno schifo al calcio. Ah, allora lo spinge proprio. Cioè, quello butta Demme per l'aria. Attenzione. Non puoi buttare quello così che impedisce Koulibaly di saltare. Rivediamolo. Cioè, niente. Vabbè. Ma che schifo, mamma mia. E comunque ricordiamoci che anche all'andata e non abbiamo visto replay. Se dobbiamo giocare, cioè 10 minuti di bellissimo Napoli con occasioni eccetera. Loro su un calcio piazzato devono vabbè. E comunque vi dico prima, è colpa nostra che non protestiamo. Dobbiamo fare i pazzi quando quello viene spinto. Deve fare il pazzo, perché così si rendono conto e la guardano meglio. Invece poche proteste, andiamo avanti. È normale che si prendono loro la responsabilità di annullare un gol al Barcellona. È uno schifo. Devi essere sleale. Non sleale, devi protestare come un pazzo. Colpa nostra. Fabian sveglia, Bravo Insigne. Bravo Insigne là. Come ha fatto Kiss da terra? Come ha fatto da terra a rialzarsi? Come ha fatto? Cioè, quello fa una finta cadendo. Cioè, sposta Manolas con un movimento senza palla e cadendo la mette nell'angolino a girare. Io ho visto raramente cose di questa bellezza. Che gli vuoi dire? Koulibaly. E cosa fa? Dai, c'è Callecon. Vai, Mertens! Suarez, solo lui o Spina? Maro Messi, basta! È un incubo così! Non facciamo brutta figura però, Sì, facciamo l'imbarcata, brutta figura, non siamo abituati. Staranno controllando il fatto del fallo di mano che è successo nell'area nostra. Ci state facendo avuto stomaco. Cioè, fallo di mano questo qua e quello là no. Dopo il petto prende un po' la mano e mi sembra di sì. Ma a me interessava quello là nell'area loro. Mi sa distinto, capito, come una scelta per non farci poi bestemmiare per il fallo di mano loro che non rivediamo. E questa poi è la cosa brutta, come al solito. Oh! Lo tocca prima. Tocca prima l'altro piede. È comunque grave che Koulibaly con Messi dietro si piglia tutto sto tempo invece di per fare il rinvio. È gravissimo. Questo è sei andato a prendere un rigore che non esiste. Incredibile, non ho mai visto una cosa del genere. Cioè, non è la finta che fa Kulusevski. Lui si va a prendere un calcio che esiste. Capite quello che sto dicendo? Cioè, siamo oltre. Si mette in... Ma è una cosa che fa andando verso il pallone, si mette sulla traiettoria del piede e il rigore ci può anche stare. Poi lui lo tocca prima però, tocca prima all'altro piede di Koulibaly, ma non influenza. Qua lo tocca, vedi, lo tocca sul piede sinistro. Questi che stanno tifando per il rigore poi, aggiungiamoci questa cosa qua, no? Ma che ci vuole a dare questo rigore? Ci vogliono 8 secondi. Date il rigore e chiudiamo la pratica, perché non è possibile che il Napoli passa E come sei contento? Siete proprio dei bastardi, non siete disonesti, siete dei bastardi.
Qua, vedi, non lo vedranno mai il colpo che sulla... Ma guarda com'è contento, mo spacco tutto, veramente! Ah! E qua, secondo me, non c'è. Questa è la furbizia di Mertens, che si è messo lui davanti per prendere il fallo. Esatto, si mette lui davanti per prendere il fallo. È così. Per me questi rigori non esistono, vai io. Bravo Insigne, non ti sei fatto fare innervosire da questi pezzi di merda. Pezzi di merda. L'esperienza. L'esperienza internazionale non si compra al supermercato. Ah! Ah! Cazzo! Mannaggia, mannaggia. Dai, che siamo rientrati bene come eravamo entrati nel primo tempo. Addirittura ho visto il pressing di Fabian, che è una cosa rara. Ah, questo è fallo in attacco, eh? La spinta a due mani non è niente, questo è fallo in attacco. Vabbè, e Fabiano non lo premia. Oh! Dai, Lollo! Cazzo! Bravo Mario. Dai, Fabian. Te a formare, è chiaro, perché col destro non esiste proprio. Così no, quelle poche occasioni. Bravo Manolas. Dai, mi chiedono un rigore o something. Koulibaly horror, Koulibaly. Ah, Koulibaly male. Mamma mia. E se la allunga. Fa delle cose buone e se la allunga. No, Manolas, che scelta è? Che scelta è quella? C'avevi tutto il tempo di andartene da solo col pallone. No, non c'è. Come Milik? No, mo segna proprio Milik. No! Ma mannaggia miseria, mannaggia. Proprio lui che attacca il pallone perché c'ha voglia le telecamere. Oh, il palo! Mannaggia! Di Lorenzo vuole scartare Messi, ecco qua. Bravo Mario Rui. E va bene. E calma fa. Spegniamo il televisore, così. E togliamo anche il televisore stesso, perché che lo teniamo a fare? Allora. Rimane il subscribe, perché secondo me vi dovete iscrivere. E ragazzi, l'analisi la faccio domani. Domani ci sarà un altro video di analisi, approfondimento, pagelle e giudizi trancianti su tutto quello che è stato, perché non sarò dolce di sale, perché va bene tutto, i rigori, decisioni arbitrali scandalosissime, però noi saremo onesti e precisi nell'analisi della partita e sui giudizi, perché qua ci sono dei più, ma ci sono anche molti meno cose evitabili. Io ho visto il Napoli nel secondo tempo, era il Napoli che volevo vedere dall'inizio, e l'inizio il Napoli l'aveva anche fatto, così per questo resta questo rammarico incredibile, perché il Napoli ha dimostrato di poter palleggiare, di poter costruire gioco. Non siamo stati molto efficaci sotto porta. Ter Stegen non ha fatto grandi parate, però abbiamo preso 2 pali, un gol annullato a Milik per fuorigioco. Insomma, il Napoli poteva fare di più. Usciamo, non lo so se a testa alta o a testa bassa importa poco. Certo è che se tu, quando il Napoli approcci bene, 10 minuti di grande approccio e proposizione di partita, quello ti spinge Demme su Koulibaly, che non può saltare, e segna e si mettono sull'1-0, ti taglia le gambe immediatamente. Dopodiché follie arbitrali che analizzeremo domani da New York. Valerio Fluido è tutto. Lo so, adesso tutti i juventini verranno a sfottere, ci sta, ci può stare, l'abbiamo fatto noi, lo devono fare loro. Amaro.